Oggi continuiamo con quella serie di consigli che fanno parte della cura del nostro prato nel nostro giardino. Abbiamo invitato Diego per farci dire da chi calpesta i prati dalla mattina alla sera quali sono le azioni migliori da fare durante la ripresa vegetativa. Allora, il nostro prato si risveglierà quando le temperature minime saranno stabilmente sopra i 5 gradi. Ok, 5 gradi di notte, che chiaramente le Sì, la minime minima. la minima, da lì possiamo dire, Quando iniziamo a concimare. vediamo la stabilità con i telefonini, adesso Sì. abbiamo tutto, vediamo che per 5-7 giorni ancora si mantiene stabile, È anche ora di concimare. il tappeto si sveglia. Io consiglio la pulizia del prato mediante un arieggiatore a molle. L'arieggiatore a molle perché? Perché non fa danni ai prati costituiti con festuche. Prego, ma le arieggiature vanno fatte a inizio stagione e in autunno, in 2 momenti ben specifici? Perché lo devo fare in primavera? Si fa in primavera perché durante l'inverno le foglie gialle, quelle cadute dagli alberi, creano Un substrato un che non fa substrato più... che va a tappare un po' quello che è quindi devo fare una pulizia proprio una pulizia nella parte del leggera. fondo. Ho consigliato a molle perché fa solo come una pettinatura, diciamo. Ok, quindi facciamo diciamo un'arieggiatura a molle e abbiamo fatto una pulizia. Dopodiché cosa possiamo fare? E poi l'attivazione del terreno con conseguente concimazione, quindi il nutrimento del terreno, del prato. Ok, quindi tu mi stai parlando attivazione del terreno e concimazione. Mi viene in testa di fare un paragone di questo tipo qui. Quando io non sto molto bene oppure voglio stare bene, devo integrare la mia flora batterica nel mio corpo, giusto? Sì, Quindi giusto. tu mi stai parlando che ci sono dei prodotti da dare per attivare la flora batterica, che poi è quella che mi fa star meglio quando mangio, che è la concimazione. È quella che ti aiuterà a mangiare il concime. Ah, ok. Perché Quindi il concime non è disponibile tal quale dalle piante, sono i microrganismi del terreno che te lo trasformano disponibile per le piante. Quindi tu mi stai dicendo che se io do anche dell'ottimo concime, però non ho chi me lo trasforma, probabilmente il risultato non sarà come io spero. Quindi Sì. il consiglio migliore è quello di dire: diamo dei microrganismi, okay? Diamo anche soprattutto delle sostanze vegetali che ci nutrono i microrganismi già presenti nel terreno. Okay. Se il nostro prato è vecchio, è da tempo, consiglio anche di aggiungere degli altri microrganismi e di attivare questa microflora. Alla base della trasformazione del concime. Sì, questa microflora è all'esterno delle radici, è un ambiente che si chiama rizosfera. Okay. Noi dobbiamo nutrirla e moltiplicarla. Con i prodotti della Geogreen, Humifitos e Leocare sono prodotti proprio dedicati all'attivazione di questa microflora. Questa microflora, se trova del buon cibo vegetale, che non è il concime chimico classico che noi conosciamo, si moltiplica e diventa sempre più numerosa e aiuta a mangiare il nostro concime, e quindi quantità minori di concime verranno assorbite meglio. Okay. E non verranno dilavate, non andranno a rovinare i nostri terreni, come purtroppo succede con dosi eccessive di concime. E la concimazione che faremo in primavera sarà con un concime a lenta cessione che mi durerà dai 2 ai 3 mesi, in base poi in base al concime che scegliamo. Il concime granulare può essere fatto con il Green 7, che sì, conosci bene. Sì. È un concime che ha una durata di circa un paio di mesi. Io consiglio comunque di non aspettare che si consumi tutto il concime per poi riprendere, perché se io ho la mia macchina e aspetto di andare in autostrada e mi finisce la benzina, okay, e resto lì, sì, quando passa un mese e mezzo, ridare un'altra piccola dose di concime che mi porti alla concimazione successiva, che sarà quella preestiva. Bene, allora abbiamo capito con Diego l'operazione della concimazione quale dovrebbe essere. È fatta sostanzialmente in 2 momenti fondamentali: andare a alimentare la flora batterica che c'è nel terreno, che è quella che mi permette poi di trasformare il concime. Quindi a questo punto buona concimazione e ciao a tutti.